Oggi si celebra Santa Teresa Benedetta della Croce. Il nome Teresa ha origine greca e significa cacciatrice. Il 9 agosto di ogni anno si celebra la Giornata internazionale dei popoli indigeni del mondo. In occasione di questa giornata, l'Unione Europea ribadisce il suo impegno forte e costante per il rispetto, la tutela e l'esercizio dei diritti dei popoli indigeni, sanciti dal diritto internazionale dei diritti umani e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Le popolazioni indigene vivono in tutte le regioni del mondo e possiedono, occupano e utilizzano circa il 22% della superficie terrestre globale. Con un totale di almeno 370-500 milioni di persone, queste popolazioni rappresentano la maggior parte della diversità culturale mondiale, hanno creato e parlano la maggior parte delle quasi 7.000 lingue del mondo. Camminando lungo la piazza del Duomo, sicuramente noterete i turisti che si fotografano mentre fingono di leggere qualcosa. Tutto ebbe inizio il 9 agosto del 1173, quando i lavori per la costruzione del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta presero il via. Nel corso degli anni la Torre di Pisa divenne celebre in tutto il mondo per la sua caratteristica pendenza, diventando un'icona riconoscibile. Infine nel 1987 l'UNESCO la dichiarò Patrimonio dell'Umanità, sottolineando il suo valore culturale e storico. Ma se saltassimo tutti insieme, riusciremmo a far tremare la Terra? Beh, quando si salta, al momento dell'atterraggio si produce una piccola vibrazione che varia a seconda del peso di ognuno e dell'altezza del balzo. Per riuscire a far tremare la Terra sarebbe necessario mettere insieme 200 milioni di persone. Però c'è un però. Affinché l'esperimento abbia successo bisogna che il salto sia coordinato, tutti devono toccare terra nello stesso istante. Se qualcuno va fuori tempo non solo non produce l'effetto desiderato, ma contrasta ed annulla lo sforzo degli altri. Buon fine settimana ai 12 in questo sabato un po' polemico in cui la fantasia della Luna in Acquario e le polemiche di Mercurio e l'esigenza di chiarezza del Sole Leone sembrano essere un po' controverse, ma vediamo un po' tra queste ragioni opposte chi vincerà. Ariete per voi, è tutta salute, nel senso che oggi potrete assistere a tutta una serie di chiarimenti, di prospettive, ci sarà anche una persona che vi dirà come vi vede, come la pensa, per cui per voi è un'ottima occasione per sentirvi visti. Toro, a volte la luna in Acquario crea in voi delle fantasie un po' estreme, congiunta peraltro a Plutone, pensate sempre che le cose possono andare male o di non rischiare, invece oggi proprio vi convincerete che a volte azzardare è quello che mette il pepe nella vita, per cui abbandonatevi un po', potete permettervi di tutto. Gemelli, per voi oggi la giornata è molto interessante, vi si chiede di essere presenti e di agire, di fare qualcosa per qualcuno e non vi tirerete indietro risultando molto risolutivi. Tra l'altro la velocità della giornata oggi vi farà sentire un po' esausti, ma paghi del fatto che avete dato tanto. Cancro, il cielo di oggi vede Giove e Venere essere ancora abbastanza sereni e placidi, un po' chiusi nel vostro mondo, dovete tentare di ricreare quell'isola felice in amore che vi rende il rapporto sereno ed esentarlo da tutta una serie di dinamiche esterne, perché potrebbe subire degli attacchi da parte di qualche piccola invidia o gelosia. Leone, la vostra giornata oggi è molto particolare, visto che siete protagonisti di questa tensione con la luna opposta in Acquario, Mercurio e le sue polemiche e quell'esigenza a tutti i costi di chiarezza del sole. Detesterete un po' le prese di posizioni estreme e le fantasie degli
degli altri, oppure i discorsi che vi sembrano assolutamente poco concreti, eppure lasciare spazio alla fantasia altrui è qualcosa che vi farebbe bene, proprio perché vi metterebbe a paragone con una vostra centratura che forse a volte tralasciate. Non potete pretendere che tutti la pensino come voi, allargatevi alle diversità. Vergine, la vostra giornata oggi vede il vostro Mercurio molto attaccato dalla Luna. Oggi è una giornata di alti e bassi, un po' incerti tra la vostra manifestazione affettiva, ciò che provate e gli assensi del partner. Dovete cercare di essere un pochino più elastici e di capire che non sempre nei sentimenti tutto è lineare. Del resto si chiamano sentimenti, non ragionamenti. Bilancia, per voi la giornata oggi è sempre caratterizzata da quel Marte molto polemico rispetto a Saturno. Tutto va bene, ma si tratta semplicemente di avere il coraggio di cambiare un po' le carte in tavola quando tornerete. Ma siccome nel presente siete in vacanza, cercate di liberare i pensieri, se no il partner potrebbe rimproverarvi del fatto che non gli prestate la giusta attenzione. Scorpione, per voi la giornata è una giornata da luna in quadratura, oggi un po' disturbati, soprattutto e anche per delle chiacchiere generate dall'opposizione Luna-Mercurio tra Acquario e Leone a voi quadrati e il Sole. Non capite troppo bene le prese di posizioni degli altri e qualcuno potrebbe anche farvi sentire offesi. Soprassedete perché sono solo chiacchiere. Sagittario, la vostra giornata oggi è caratterizzata da questa mediazione tra le esigenze e le aspettative della Luna rispetto alla razionalizzazione di Mercurio. Una parte di voi si vorrebbe esprimere in una maniera più libera, l'altra capisce che deve contestualizzare rispetto alla vostra posizione e quella del partner. Non siate timidi, ma sicuramente fate capire quando una cosa vi piace e quando vi piace meno. Capricorno, la vostra giornata oggi è caratterizzata da una luna che parla di abolizione di tutta una serie di idee peregrine e piani che non vanno. Oggi vi sentirete di scartare delle ipotesi che proprio non vi appartengono e lo farete con convinzione e fulminea decisione. Acquario, anche voi protagonisti della giornata con una luna che vi obbliga a fare i conti con ciò che sentite e ciò che pensate. Forse avete bisogno di tornare a essere semplicemente più fantasiosi e senza regole. Oggi proprio le detestate e non vi va di ascoltare i pensieri altrui che vi turbano un po' su quelle che sono le prospettive sul da farsi. Pesci, per voi la giornata è caratterizzata da una luna molto intuitiva e da un Saturno che vuole proprio obbligarvi a rilassarvi, a lasciare perdere qualunque forma di tensione intorno a voi, a volte anche lasciare che alcuni elementi a cui volete bene si scontrino tra di loro. È comunque una formula educativa per tenere gli altri sempre in regime di rispetto nei vostri confronti affettivi. Col cortometraggio Dizzy Dishes, il 9 agosto del 1930 debutta nel mondo dei cartoon l'esplosiva Betty Boop. Anche se in questa prima apparizione ha le sembianze di un barboncino, Betty si presenta già nella sua veste sexy e spiritosa, destinata a sconvolgere l'America puritana degli anni 30. Disegnato dai fratelli Max e Dave Fleischer, il personaggio è ispirato a Helen Kane, famosa cantante degli anni 20. Sono sicura che sarà capitato anche a voi. Magari una vostra amica si presenta con un nuovo taglio di capelli dopo essersi fatta quella frangia che magari secondo voi non le sta proprio bene e vi chiede cosa ne pensate. In una situazione del genere è meglio dire semplicemente la verità, senza tanti giri di parole. Il proverbio inglese "don't sugarcoat it", che significa non indorare la pillola, ci ricorda l'importanza di essere sinceri anche quando le notizie non sono piacevoli da sentire. Il celebre pittore fiammingo Hieronymus Bosch è circondato da molte leggende.
Una di queste sostiene che utilizzasse il filtro delle streghe, una sostanza psicotropa che provoca allucinazioni. Le informazioni certe sul pittore sono scarse, ma è evidente che il male, il peccato e la colpa sono i temi centrali della sua pittura. I suoi quadri sono vere e proprie visioni. Secondo Philip Daverio, emergono dal profondo di un inconscio in cui si intrecciano i più incredibili incubi. Solo l'ironia può renderli digeribili ai nostri occhi. Bosch non aveva bisogno di psicoterapia per esplorare il suo inconscio. Era tutto già lì, dipinto su tela. Ci salutiamo con la frase del giorno. Anche un orologio fermo segna l'ora giusta, 2 volte al giorno. Come sempre nella vita è questione di punti di vista. Oggi, se si presenta un problema, provate a guardarlo da un'altra prospettiva. Io vi aspetto qui, domani, per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata!